Buongiorno ragazzi, oggi continueremo a parlare di un argomento che abbiamo trattato già ieri durante l'ora di scienze. Parleremo degli animali del bosco. Tenteremo di imparare come si chiamano anche in lingua italiana e magari di conoscere ancora qualcosa di più di loro. Per fare ciò ci aiuteremo con la stessa foto che abbiamo utilizzato ieri durante l'ora di scienze. Io però ho giocato un po' con questa foto, l'ho resa interattiva. Se io clicco adesso su questa freccina bianca, vedrete cosa succede. Ho l'immagine, l'ho resa interattiva. Accanto a ogni animale abbiamo due puntini, uno rosso e uno verde. Se io clicco sul puntino rosso, cosa succede? Ho la foto dell'animale così com'è nella natura e accanto ho la scritta i nomi dell'animale sia in sloveno come in italiano. In questo caso abbiamo il picchio in italiano che in sloveno si chiama žolna. Se io clicco invece sul puntino verde, cosa succede? Ho un filmato sul quale posso sentire come il verso di questo animale. Ascoltiamo adesso il verso del picchio, vedrete che proprio porta il nome proprio perché picchio, perché picchia sul tronco dell'albero. Ecco, questo è il verso del picchio. Andiamo avanti. Poi al numero 2 ieri abbiamo detto che questo animale si chiama sova o ciuc. Infatti questo in italiano, sova o ciuc, si chiama gufo. Anche il suo verso è un verso ben subito riconoscibile che conosciamo un po' tutti. Ascoltiamolo. Un gufo reale. Vedete il suo verso è molto noto, è conosciuto da tutti. Andiamo avanti. Al numero 3 abbiamo in sloveno, si chiama srna, abbiamo detto ieri, o in italiano capriolo. Anche il capriolo, il verso del capriolo è molto noto. Il verso del capriolo si chiama abbaio, perché sentirete adesso che assomiglia molto all'abbaiare del cane. Ecco, questo era il verso del capriolo. Andiamo avanti. Poi abbiamo al numero 4 abbiamo la lepre o il coniglio, zajec in sloveno. Al numero 4 c'è lo scoiattolo o veverica in sloveno. Al numero 6 è il serpente, proprio questo come disegnato assomiglia alla vipera in italiano, gat o modras in sloveno. Al numero 7 c'è un animaletto che assomiglia molto a un topino, che è il ghiro, in sloveno abbiamo detto ieri che si chiama pouch. Al numero 8 abbiamo invece la volpe, anche un nome che sicuramente conoscete, che in sloveno abbiamo detto ieri che si chiama lisica, e ascoltiamo adesso il suo verso, che è anche un verso molto noto, ben riconoscibile. Purtroppo il video è molto, vedrete, scuro, ma ci serve per sentire la voce della volpe. Ecco, andiamo, questa era la voce della volpe, andiamo avanti all'orso, che sicuramente anche conoscete il nome del medved in sloveno, questo era l'orso, questa è la foto dell'orso bruno o riavi medved in sloveno, e ascoltiamo adesso anche la voce dell'orso. Ecco, questo era l'orso. Abbiamo poi al numero 10, velocemente, questa è la lumaca o poush in sloveno. Vediamo la lumaca com'è in natura. L'11, jež in sloveno o riccio in italiano. Al numero 12 abbiamo
il cinghiale o Mariasez, abbiamo anche la sua voce, ascoltiamola. No, questa era la voce del cinghiale. Andiamo adesso al numero 13, dove ci sono le formiche, o in sloveno mraulie, al singolare mraulia, e che abitano nel mraulisce o formicaio in italiano. Al numero 4 con l'ultimo animale che è la rana, o meglio nei boschi di solito abitano le raganelle, in sloveno rana sarebbe žaba, raganella urh. Ascoltiamo ancora il verso della rana. Ecco, questo era il verso ancora della rana, o meglio del rane. Ecco, così abbiamo visto i nomi degli animali che abbiamo studiato ieri in italiano, in sloveno, scusate, come si chiamano anche in italiano. Abbiamo ascoltato anche le voci di qualche animale, così che abbiamo imparato qualcosa di più anche riguardo alle scienze. E guardiamo adesso ancora che cosa bisogna fare come compito per casa, la scheda per compito per casa. Come vedete avete la stessa immagine che avevamo usato ieri. Qui avete due colonne. Nella prima colonna ho scritto già io i corrispondenti nomi in sloveno a riguardo ogni numeretto dell'animale. Qui nella seconda colonna dovete aggiungere i nomi degli animali che abbiamo studiato oggi in italiano. Il secondo esercizio: scrivete le voci degli animali che abbiamo ascoltato. Questo è tutto, buon lavoro e arrivederci, domani ci vediamo in aula.